Strappata dai residenti al comune la promessa di intensificare i controlli della polizia locale a San Giuseppe per monitorare e fermare i trasportatori in divieto di transito lungo la Noalese verso Quinto. Certamente se proseguirà ancora questo non rispetto del divieto si prevederanno anche eventualmente ulteriori potenziamenti dei controlli in orari diversi del giorno e della sera. Dalle 11 alle 12 nell'ora della protesta di ieri i cittadini hanno bloccato il transito a ben 60 tir, vale a dire uno ogni minuto, numero elevatissimo considerato lo smog che ne deriva, visto che almeno altrettanti viaggiavano verso Treviso, cioè nella direzione opposta e consentita. Se noi guardiamo dall'altra parte della strada, il senso opposto, cioè dalla tangenziale all'Estiore, è un via vai continuo. San Giuseppe resterà così fin tanto che il traffico tangente la città, non diretto in centro come tutto questo, non avrà la sua strada che è la tangenziale, prolungata fino alla Feltrina. Dunque, questo è il punto saliente. Il quartiere, con l'appoggio del consigliere di maggioranza, a Cassugana spinge affinché l'amministrazione prenda al più presto una posizione in merito al famoso quarto lotto della tangenziale.